Gesù montricu ier la lai per ferrutone rebe zapadule e finisas contradas oggi stradone. Arribadas a gente a montones, maga paguen una festa geniale. Que es veramente rica de virtudes, ma venide a su palio de online. Vos invitas a populazione che è veramente ricca de virtude. Venide a su palio de online. Gesù montricu ier la lai per ferrutone rebe zapadule e finisas contradas oggi stradone.
finisce scontrata si stradone, finisce scontrata si stradone, con l'invita sa popolazione che è veramente ricca di virtù, che è veramente ricca di virtù, ma venite a su palio dell'online. Vos invitas a popolazione che è veramente ricca de virtude, venite a su palio de online. Buonasera, buonasera a tutti e ben trovati. Siamo in diretta da Ollolai aspettando il palio. Questo è l'ultimo speciale che abbiamo deciso di regalarci in vista del grande evento di domani, 15ª edizione del Palio degli Asinelli. Questa sarà una serata che ci porterà dentro quel contesto di festa che vivremo domani. Per chi ovviamente ha la possibilità, vi aspettiamo qua a Ollolai. Mi raccomando, prendete le macchine da ogni parte della Sardegna e poi ovviamente tanti avranno la possibilità di seguirci anche in diretta streaming. Ovviamente il primo applauso in questo caso lo vorrei fare al presidente della Proloco di Ollolai, Pierpaolo Soro, ma con lui e con questo applauso io vorrei ringraziare davvero tutte le persone che ogni giorno si rimboccano le mani per fare in modo che questo evento si riporti ancora una volta nel migliore dei modi. Grazie alla Proloco di Ollolai, Pierpaolo Soro. Ben trovato caro Pierpaolo, siamo pronti per il grande evento dell'estate in Barbagia e le ragazze che ci stanno accompagnando e che colorano il nostro palcoscenico in questo caso fanno parte dei 5 rioni di Ollolai, quindi a te un saluto e poi dici tu quali sono i rioni così iniziamo ad entrare nel vivo di questi festeggiamenti. Benvenuti a tutti, buonasera a quelli che ci seguono anche da casa, benvenuti alle nostre delegazioni sia a Lumiere e sia ad Alba, grazie di essere qua presenti. Le vicinanti sono 5, li citiamo pure: Laralai, Ferruzzone, Sappadule, su Montricco e Sistradone. Tante emozioni, siamo pronti però, sì? Sì, prontissimi. Ancora una volta la comunità di Ollolai ha aperto le sue braccia, ovviamente ha accolto le delegazioni che arrivano da Alba e da Lumiere. Tra poco avremo modo di parlare anche con loro, ma in primis vogliamo il saluto dell'amministrazione comunale di Ollolai, quindi con un applauso accogliamo sul palco il vice sindaco del comune di Ollolai, Michele Cadeddu, e l'assessore alla cultura Maria Laura Ghisu. Bentrovati anche a voi, buonasera Michele, Laura, buonasera anche a te. Il saluto vice sindaco a tutte le persone che ci stanno guardando, alle delegazioni che oggi sono qua a Ollolai per far festa insieme a voi. Buonasera a tutti, un saluto è alquanto doveroso. Allora siamo lieti e onorati di accogliere tutti coloro che vogliono venire in paese per vedere questo palio, ma anche coloro che purtroppo non riescono ad avvicinarci perché, come diceva Roberto, sono oltre la Sardegna e hanno però la possibilità di seguirci. Allora, abbiamo tutto pronto, siamo arrivati alla 15ª edizione. Questa festa riesce perché tutto il comune, tutte le persone di Ollolai si mettono in prima linea per prepararlo, ma soprattutto la Proloco, che si spende senza risparmiarsi da mesi. E allora cosa resta da dire? In bocca al lupo a tutti, ben trovati e che insomma la festa sia all'insegna del divertimento. Grazie al vice sindaco di Ollolai, Michele Cadeddu, un bello invito il suo, ma il Palio di Ollolai non è solo, come ci piace ripetere sempre, musica, agonismo e tanto divertimento. Il Palio è anche un percorso di storia, un percorso di cultura che viene valorizzato di anno in anno e questo percorso si ripete anche in questa edizione 2016.
Sì, anche in questa edizione ci sarà un convegno sull'asinello. Domani mattina alle 11 in sala consiliare, l'asinello risorsa della multifunzionalità in Sardegna, nell'agricoltura, anzi a cura dell'ARAS, e poi a mezzogiorno sabato si aprirà l'esposizione delle etnie dell'asinello sardo e dell'asinara. Questo per dimostrare che l'asinello è protagonista nel palio, non solo come atleta, diciamo, nella gara, ma come animale da 1000 risorse da valorizzare e da scoprire. Grazie all'assessore alla cultura del comune di Ollollai, Maria Laura Ghisu. Tra l'altro noi abbiamo avuto la possibilità di andare a trovare Giovanni Bussu, che è un allevatore di asinelli, nella sua azienda, e con lui abbiamo scoperto e abbiamo vissuto quell'amore che davvero si ripone in questo animale. L'abbiamo anche documentato e quel video secondo me regala davvero tante emozioni. A proposito di emozioni, caro Pierpaolo, ovviamente c'è un altro saluto ufficiale che dobbiamo per forza e con piacere ospitare in questo percorso. Lo presenti tu? Don Filippo Fancello, il padrone di casa. Ben trovato Don Filippo, venga qui al centro della scena. A lei anche un doppio grazie perché ci ospita in questo spazio, in questa giornata. Sì, oltre al saluto per voi presenti, soprattutto per gli ospiti, mi piace salutare coloro che da lontano, nostri amici, ci stanno seguendo. Noi ci auguriamo che per loro sia davvero un momento diverso, non solo questo pomeriggio, ma soprattutto domani, anche se domani dovranno vegliare un po' per vedere la conclusione sia del campione del trofeo ufficiale, sia quello del Sorvichinadroso. Dunque, il saluto anche a voi, agli amici della Lumiere, che ci portate luce, il vostro nome è bello proprio per quello. Naturalmente non può mancare anche all'Alba, al vostro borgo, mi sembra che sia il vostro borgo che viene, anche se siete diversi borghi, da noi sono rioni, da voi sono borghi. Bene, la vostra presenza non solo ci allieta, ma vi auguriamo che sia davvero giorni di distensione, giorni di affetto, giorni soprattutto in cui maggiormente scoprite quello che è il nostro amore per chi viene da fuori, e cioè la nostra ospitalità. Un ultimo pensiero, se permettete. Queste occasioni ci danno la possibilità di renderci conto come è facile vivere in pace, soprattutto ai nostri tempi, siamo alle nostre ore, gente che viene da tutte le parti e che non ha nessun rischio, nessun pericolo di dover trovare chissà che cosa, chissà quale ostacolo, soprattutto chissà quale violenza. Sono piccole cose, piccole luci, però che ci incoraggiano e ci fanno capire che quando l'uomo, quando la persona umana, non l'uomo, la persona umana vuole, realizza quelli che sono i suoi desideri e le sue aspirazioni della concordia, della pace e della fraternità tra tutti quanti i popoli. Buona permanenza. Grazie Don Filippo per le sue parole che ovviamente aiutano a riflettere soprattutto in questi momenti. Pierpaolo, abbiamo le delegazioni presenti, con tanto orgoglio avete avuto il piacere di ospitarli qua, arrivano da Lumiere, uno dei pali importantissimi della nostra Italia, e poi Alba, altro luogo d'eccellenza che ovviamente sposa una manifestazione che da anni si ripete. Da chi iniziamo? Vuoi fare tu prima un saluto? Tra l'altro, anzi, iniziamo dal Lumiere, faccio io in questo caso, anche perché ho conosciuto lui, caro Michele, l'anno scorso. Sai quelle persone che conosci per una volta e subito ti danno quello spirito di fratellanza, quello spirito di amicizia che ovviamente attraverso una stretta di mano si ritrova, e quando stamattina l'ho ritrovato mi ha fatto davvero un grande piacere. Dal Lumiere, Augusto Vela. Augusto, ben trovato anche a te. Non sei venuto solo, eh? No, quest'anno sono venuto in compagnia e innanzitutto voglio dire buonasera a tutti. Io sono qui in veste come presidente della Contrada Ghetto, la quale ringrazia tutti, diciamo, l'Olai, al presidente, al parroco, all'amministrazione, a tutti coloro.
E niente, siamo venuti qua, è il secondo anno che siamo già qui a Ololai. Quest'anno siamo qui anche come partecipazione, abbiamo un corteo storico di 20 persone, non solo, abbiamo portato anche un asinello dalla regione Lazio dove domani parteciperà alla gara del Palio, Pro Palio, che è perché non è il Palio, e vinca il migliore. E vinca il migliore. Caro Augusto, però non ti voglio mettere in difficoltà, per carità Dio, però ci racconti in pochi secondi com'è il vostro palio, perché è particolare il vostro palio, quali sono i momenti più avvincenti? Ma il palio nostro è particolare, sono 51 anni che diciamo, facciamo l'edizione. Il palio nostro viene vissuto da quando eravamo piccoli, da bambini. Diciamo un palio che ha molto lavoro, molto impegno, tenendo conto che è tutto volontariato, è faticoso, non solo, che dire, non so che dirti, c'è da viverlo per provarlo, insomma, ecco. E questo è un invito, quindi dobbiamo vivere anche il vostro palio e magari un giorno capiterà con grande piacere. Pierpaolo, prima della consegna cosa ne dici di chiamare anche gli altri protagonisti, così creiamo una bella cornice super colorata, perché abbiamo detto che arrivano da Alba, giusto? Tu sei mai stato ad Alba? Ancora no, ma ci voglio andare. Ci vuoi andare qui? Era una richiesta diretta, neanche a Lumiere è stato. Ci andrò il 21 di agosto. Il 21 agosto, va bene, quindi mi raccomando ti aspettano. Dal palio di Alba accogliamo Bruno Silvestre. Presidente del Borgo Moretta del Palio di Alba, ben trovato anche a lei, un saluto a tutti gli amici che ci stanno guardando, agli amici di Ololai. Grazie a tutti, soprattutto grazie per l'ospitalità, siamo contenti e felici di essere qua, è il primo anno qui da voi. Noi siamo qui in rappresentanza della città di Alba. Alba è formata da 9 borghi, noi siamo il Borgo Moretta, uno dei partecipanti al Palio. Il nostro Palio si svolge a ottobre durante la fiera del tartufo bianco d'Alba, non so se la conoscete. E diciamo che è un Palio degli asini che è nato per dispetto ad asti che corrono con i cavalli, ecco, cioè per burla, ecco, cosa. E poi la cosa è andata avanti negli anni e quest'anno siamo alla 65esima edizione. Ecco, quindi tra l'altro poi quest'anno noi abbiamo festeggiato anche come Borgo Moretta il 25 anni del gruppo sbandieratori, perché ad Alba ci sono 5 gruppi di sbandieratori e il nostro gruppo è il più numeroso in questo momento. E saremo protagonisti qui con 25 elementi. Esatto. Non vediamo dunque l'ora di entrare nel vivo della grande festa che si terrà domani a partire dalle ore 21, vi aspettiamo qui a Ololai. Pierpaolo, ovviamente ci sono delle targhe, degli omaggi che volete consegnare agli ospiti di queste giornate per suggellare ancora una volta non solo quella che è l'ospitalità degli ololaesi, ma anche per tenere vivo il ricordo di giornate che ne sono sicuro saranno speciali. Michele, da chi iniziamo? Allora, un omaggio alquanto doveroso agli amici del Piemonte. E questo era l'omaggio che consegniamo alla delegazione della comunità di Alba Piemonte per la gradita partecipazione. Palio degli Asinelli, 15ª edizione qui a Ololai. Noi stiamo regalando la Sardegna con il simbolo del nostro palio, quindi con affetto e gratitudine agli amici del Borgo Moretta del Palio di Alba. Bellissima Pierpaolo questa Sardegna realizzata da un nostro artista Antonio Moro. Antonio Moro, quindi complimenti anche a lui. Michele, la volta di Allumiere. Omaggio sempre per Alumiere. Allora, la delegazione della comunità di Alumiere per la gradita partecipazione. E ovviamente anche per Augusto da parte della Proloco c'è questa Sardegna. Mi raccomando Augusto, prendetela nella vostra sede così vi ricorderete di noi in ogni occasione. Anche per voi vale la stessa cosa. Ovviamente. Pierpaolo, a che punto siamo del percorso? Sì, dobbiamo consegnarvi.
Anche noi abbiamo portato dei doni e vorremmo consegnarli un attimino, se posso. Assolutamente sì, così suggelliamo in diretta televisiva questo scambio di doni. Siamo pronti per la 15ª edizione del Palio degli Asinelli e la 13ª edizione dei Supalu de Sos Vinados, quindi i rioni, i vicinati di Ollolai si mettono in competizione. Questo però è per la Proloco di Ollolai, per la gentile ospitalità, abbiamo portato dei prodotti locali della città di Alba. E non può mancare la Nutella, ragazzi. Stasera Nutella Party, per tutti. Nutella Party stasera qua a Ollolai, lo appoggiamo qua a Pierpaolo. Anche noi abbiamo portato i nostri prodotti tipici della regione Lazio per degustarli, questo è per voi, e non solo, abbiamo portato anche la bandiera che se domani potrebbe essere attaccata alla Proloco ci farebbe molto piacere. Vorremmo ancora consegnare alla contrada del ghetto di Lumiere il vino di Alba, il nostro stendardo. Grazie. Okay? Tra Nutella e vino oggi grande festa, eh? Ragazzi, che dire, va bene così, insomma. Grazie. Quando si ricevono tutti i regali, grazie a tutti. C'è ancora un omaggio per il parroco, per Don Filippo. Il ringraziamento di Don Filippo. Assolutamente sì. Quindi Michele Cadedu, vice sindaco di Ollolai, ritira questo omaggio. C'è un altro applauso che dobbiamo fare perché era la prima settimana di maggio, la delegazione è partita da Ollolai, ha raggiunto Camposano in provincia di Napoli per disputare e per partecipare al Palio del Casale. È andata bene una volta, è andata bene la seconda volta, la terza volta si è replicato, ovviamente non per una questione di fortuna, perché quando si mette tanto impegno, si continua a coltivare quello che è un sogno, che lo ha visto in questo caso protagonista, ovviamente è partito dalla Sardegna quando era ancora giovane, ha costruito a Siena, vicino a Siena, quello che è il suo piccolo impero e sta ottenendo davvero ottimi risultati. L'applauso per Valentino Bussu. Valentino Bussu, il campione, il fantino, campione di Ollolai che con il suo nano malefico a Camposano ha trionfato ancora una volta e lì non facevano solo il tifo gli ollolaesi, eravamo un po' tutti, ho sentito anche gli amici di Alba che agitavano le bandiere della Sardegna. Direi proprio di sì. Te lo ricordi questo momento? Sì. Valentino è pronto ovviamente per correre e disputare il suo incontro. Tu di quale rione fai parte di Ollolai? Quest'anno ci sarà una sorpresa. La possiamo svelare? No. Sì, correrò per Ferruzones. Quindi Ferruzones avrà il suo fantino, il nostro campione. Valentino, hai portato il nano malefico qui a Ollolai, sì? Sì, abbiamo imbarcato ieri sera con gli amici dal Lumiere. E ho portato un nano malefico e domani sera vediamo che combina. Qualche giorno fa ci siamo sentiti per un'intervista che ovviamente poi ha riportato quelli che erano i dettagli sull'Unione Sarda, lo speciale che la Proloco ha voluto realizzare in questi giorni, e abbiamo parlato del Palio di Siena. Perché? Si assomiglia a questo di Ollolai. E tu piano piano stai costruendo a piccoli mattoncini il tuo grande sogno, che è quello di correre il palio. E noi con questo applauso ovviamente te lo auguriamo di cuore. Pierpaolo, un saluto per Valentino anche da parte tua. Certo, un grazie a Valentino perché in 3 anni siamo diventati campioni d'Italia nel 2014, campioni europei nel 2015 e quest'anno prima volta campioni del mondo, quindi un sogno che si realizza. Grazie Valentino. Grazie caro Valentino. Siamo quasi alla fine del nostro incontro, giusto Pierpaolo? Perché le consegne sono state fatte, adesso dobbiamo consegnare su Paolo ovviamente al rione. E poi cosa abbiamo? Che ho perso la scaletta?
E poi abbiamo nuovo inno. Assolutamente sì, ma quello alla fine. Chiamiamo i nostri amici che collaborano con noi, la Proloco, tutta Sardegna Live, quindi li mettiamo dopo sul palco tutti assieme. Da quest'anno abbiamo una novità. Il Zupalo, che è l'obiettivo standardo, abbiamo voluto farlo ogni anno, quindi chi vince quest'anno se lo terrà, quindi vogliamo che ogni anno il Rione tenga per ricordo Zupalo, quindi da quest'anno ogni anno ci sarà un nuovo palo. Ok, tra poco allora lo consegniamo. Quindi siamo alle battute finali, consentitemi di chiamare qua sul palco Pietro Lavena di Sardegna Live. Pietro, raggiungici un secondo perché ovviamente documenteremo, come abbiamo detto ancora una volta, il Palio degli Asinelli di Ollolai, dando la possibilità alle tante persone che non stanno in Sardegna di godere di questa grande festa. Pietro, ben trovato anche a te il piacere poi di tessere quella rete tra Ollolai e il resto del mondo. Buonasera a tutti, esatto Roberto, anche quest'anno ci troviamo su questo palco grazie alla Proloco di Ollolai che ha confezionato una festa straordinaria mettendo in campo decine di forze per portarci a stasera. Iniziamo a raccontare la 15ª edizione del Palio degli Asinelli. La nostra squadra è in campo, è attiva da qualche giorno, abbiamo Alessandro Pintus, Andrea Nuchis, Gabriele Doppiu, Cristina Tangianu e Carlo Crisponi in regia. Siamo qui, racconteremo a tutti quanti, non possono venire qui questa manifestazione. L'anno scorso abbiamo ricevuto tanti messaggi attestati di stima anche dall'estero, da Londra, dalla Germania, dalla Francia. Noi racconteremo una festa dove l'agonismo convive con la voglia di stare insieme, di fare festa e di divertirsi. La racconteremo sul nostro sito www.sardegnalive.net e sui nostri social network Facebook e Instagram, quindi continuate a stare con noi, ci divertiamo alla grande questa. Assolutamente sì, grazie Pietro, poi l'Unione Sarda, EIA TV, tante le emittenti che trasmetteranno questo evento. Adesso possiamo... Noi abbiamo voluto, scusa Roberto, ci teniamo tanto a fare la diretta perché lo facciamo per i nostri immigrati, quello è il scopo, perché chi non è venuto con noi, chi non riesce a rientrare dall'estero deve vivere con noi questa manifestazione, perché non è solo di Ollolai ma è di tutti, quindi grazie a tutti quelli che ci seguono. Pierpaolo prima ha parlato del nuovo inno del Palio degli Asinelli firmato dai Dilliriana, quindi Carlo Crisponi, Giovanni De Melas e Silvano Fadda, un passo torrau però che si ritrova attraverso le armonie e la poesia della tradizione. Noi ci lasciamo con questo inno, ma prima dobbiamo consegnare Zupalo, quindi Pierpaolo puoi andare a... Chiamiamo due rappresentanti del vicinato che ha vinto, Ravalai, quindi io consegnerò loro Zupalo, che domani lo porteranno in piazza, verrà consegnato a noi e noi consegneremo al nuovo vincitore, può essere Ravalai o può essere tutti. Quindi già un in bocca al lupo a tutti i vicinati. In bocca al lupo a tutti. Pierpaolo adesso prende Zupalo che consegnerà alla delegazione, in questo caso del Rione di Laralai, 13ª edizione del Zupalo. Loro sono i campioni, loro sono i vincitori. Io con questa immagine voglio lasciarvi, aspettate un secondo perché Pierpaolo... Sempre il nostro artista Antonio Moro ha voluto mettere in risalto sia la chiesa che il simbolo dell'Ollolai, San Michele Arcangelo e l'Asinello e i vicinati, quindi ogni anno c'era un nuovo disegno e un nuovo logo. Grazie. Grazie davvero a tutti, grazie per averci seguito, ovviamente grazie a tutti voi che ci avete intrattenuto attraverso le vostre parole. Ci fate sentire un fortissimo applauso. Noi ci lasciamo con l'inno del Palio di Ollolai e vi aspettiamo domani qua nel cuore della Barbagia. Viva Ollolai! Per ferruttone seppe sappadole e finissas contradas oggi stradone.
que es veramente rica de virtudes, más venide a su palio de Ollolai. Vos invitas a populazione che è veramente ricca de virtude, venite a su palio de Ollolai.